sua diciamo, non capimento, pur essendo lei persona lucidissima, sia stato superato dalla risposta che le ha dato l'assessore Stivali? No, la risposta è stata chiara, poi uno la può commentare. Ah beh, certo, certo magari altro, questo ci magari altro, però insomma, la risposta è chiara, quindi io la sottoscrivo pienamente, quindi non mi ripeto, se no dovrei andare a ripetere esattamente le cose che ha detto l'assessore Stivali. Però può chiarire sulla Pinelli. La signora Pinelli naturalmente non ha nulla da chiarire, il numero uno, è la responsabile segretaria e coordinatrice di Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia a Portogruaro. Per quanto mi concerne, da parte mia vi è la massima stima e la massima gratitudine perché grazie a Caterina Pinelli ho avuto anche un inizio ancora più convinto perché è stata molto vicina anche nelle fasi iniziali della mia candidatura, come continua ad essere vicino adesso, c'è con lei suo marito, altra persona che stimo, vi voglio molto bene, altri amici di Fratelli d'Italia che voglio salutare tutti con particolare affetto e gratitudine. Posso dirle, così per essere totalmente, però le dico una confidenza che tanto sono certo che resta tra noi, no? Visto che siamo assolutamente a porte chiuse. Io ho avuto una lunga conversazione con il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e una lunga e altrettanto piacevole e cordialissima conversazione, mi creda, con il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia nei giorni scorsi e devo dire che con entrambi abbiamo trovato un'interlocuzione positiva e fattiva. Dopodiché se Spinoza parlava delle monadi, no? Nessun riferimento al dialetto veneto, ma se poi qualcuno ritiene di prendere delle posizioni personali, questa è una cosa che francamente non riguarda me. A me riguarda unicamente il rapporto personale con le persone, di stima, di affetto e di sicurezza di poter procedere insieme con un disegno amministrativo. E dopo un rapporto naturalmente con i responsabili, in questo caso di un partito che mi sostiene, di una lista di partito che mi sostiene, che mi hanno assolutamente tranquillizzato e assicurato in piena totale collaborazione. Quindi se poi qualcuno non si dovesse ritrovare in questo tipo di disegno, è il problema di qualcuno, certamente mio no, delle sue Stivali nemmeno, di rappresentanti, non esistono proprio problemi, una tempesta di un bicchiere d'acqua, creata magari così, per situazioni anche di stress emotivo che possono prendere a volte qualche candidato. Cioè, io ne ho fatte tante campagne elettorali, capisce? È un po' difficile che vada in stress emotivo per campagna elettorale. Qualcuno che magari è un po' più inesperto, un po' più giovane, anzi non so, molto più giovane, magari va in stress e quando uno va in stress a volte scoppia. No? No, per stemperare un po', prima dell'inizio della conferenza stampa avevo fatto una battuta sul numero dei candidati chiedendo chi sarà l'11°. Lo vuol dire adesso magari in conferenza che così sentiamo?